Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Alberto Marusso, presidente dell'Afert Rugby San Donà. Innanzitutto, presidente, salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei e grazie dell'invito. Grazie a lei, presidente. Per prima cosa, parliamo delle notizie più recenti che riguardano innanzitutto la Federrugby, che ha comunicato non solo la data di inizio dei campionati e soprattutto la composizione dei gironi. Per quanto riguarda il girone in cui sarete inseriti, il girone 3, come lo considera? Ma è un girone impegnativo, ci saranno tanti derby, quindi devo dire che sono molto, come dire, impaziente di cominciare perché ci sarà da divertirsi. Giocare con le squadre venete è sempre bello, quindi meglio così anche per noi. Abbiamo un paio di trasferte fuori regione, Pesaro e Viadana, se non ricordo male, poi per il resto, insomma, saranno tanti davvero derby sentiti, partecipati, speriamo nella presenza del pubblico anche per questo, quindi siamo contenti, insomma, è quello che onestamente anche ci aspettavamo sulla base della formulazione dei gironi anche della scorsa stagione. Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece? Ma la Coppa Italia è una questione che avevamo già toccato al tempo quando io ero il delegato per la Lega famosa delle società di eccellenza. Trovo che sia uno scontro impari, non è possibile, per carità, ci sono anche società in Serie A non elite che possono avere anche ambizioni e una struttura e strutturate in un certo modo. Credo che sia inappropriato per una differenza di preparazione, di fisicità, di periodo di allenamenti, eccetera. Tenga presente che noi sì, abbiamo cominciato molto presto, però con la vicinanza delle spiagge abbiamo tanti ragazzi che sono impegnati nelle attività stagionali, lavorative, per cui sì, saremmo stati probabilmente carne da macello, quindi meglio evitare. Ecco, in tal senso, per questa nuova formula ne avete parlato tra di voi presidenti? Abbiamo Avete fatto un paio di incontri anche con la federazione che ha correttamente detto se qualcuno si ritiene di poter partecipare dia la propria adesione. Ho visto che ci sono un paio di società sì, che hanno detto di sì, però ripeto, probabilmente avranno fatto anche loro le proprie valutazioni e deciso di partecipare. Il problema è il primo turno magari viene con squadre alla propria portata, però nel momento in cui si passa, si potenzialmente ci si può incontrare con, ripeto, società che sono decisamente più strutturate e hanno anche una rosa, un roster più ampio per poter affrontare anche questo tipo di impegni. È una cosa in più che noi al momento non possiamo permetterci. chiarissimo. Per quanto riguarda invece, a proposito di roster, il vostro roster, con quali criteri è stato allestito? Ci sono degli nuovi innesti e anche dei ritorni, vedi per esempio Pasquale. Esatto, no, guardi, i criteri, le dico subito, sono quelli che ci hanno portato dove siamo adesso. Sono una tesi, quindi abbiamo cercato tutti i ragazzi di nostra formazione che sono sparsi un po' in giro per l'Italia, che hanno aderito e hanno deciso di appoggiare e di giocare con noi quest'anno. Lei ha citato Elia Pasquale, io do un altro nome che è Lautaro Bressan, che è un giocatore per me importante, viene da anni, un paio di sabbatici li definirei, un paio di stagioni ha giocato in Australia, ha voluto viaggiare, ha girato il mondo e adesso è tornato e ha dato la propria adesione, ne siamo felici. Elia è un elemento anche lui importante perché anche ha fatto ovviamente parte di rose importanti in Serie A Elite, però poi adesso ci sono altre considerazioni che vanno fatte anche da parte sua e quindi abbiamo trovato
come dire, in modo molto semplice e lui ha accettato il fatto di tornare qua a giocare a San Mamè, quindi ne siamo completamente felici. Abbiamo anche l'apporto di Broglio dal Mestre, che è un utility back mancino e piazzatore, quindi potrà dare una mano senza dubbio alla nostra linea arretrata e stiamo parlando anche sempre con Mestre per il talonatore Dennis Mocanu che ha manifestato interesse e volontà di giocare a San Mamà e quindi sono certo che sarà così alla fine, anche lui verrà a far parte della nostra rosa. Per il resto sono tutti giocatori sammaratesi, riconfermatissimi tutti, abbiamo un paio di innesti interessanti dalle giovanili e andiamo avanti perché per noi questa era ed è la filosofia in questo momento. Abbiamo dimostrato di meritarci questa categoria e adesso spetta a noi proseguire e dare e confermare questa cosa. Quindi nessun tipo di criterio se non quello di avere a disposizione quanti più giocatori sammonatesi possibili che adesso sono distanti da Sammonà ma che magari anche nel prossimo futuro possono tornare. Questo è l'esempio principale. Non ci saranno stranieri, non ci sarà nessun giocatore tra virgolette da fuori, se non coloro che hanno chiesto di giocare a Sammonà come gli esempi che le ho citato prima da Mestre. Quindi un modo anche per creare un legame forte con il territorio. Assolutamente sì, per noi è fondamentale, noi siamo ciò che il nostro territorio produce in questo momento e io poi le ripeto in precedenti interviste, le avevo detto che la nostra visione sarà questa, nel senso che crediamo proprio che si dovrà, gioco forza, cominciare a pensare in questo modo per cementare tutte le posizioni, ma non solo quella salmonatese, perché secondo me ce ne sono tante altre qua intorno e anche in Italia che hanno forse bisogno di questo. Noi per fortuna abbiamo anche una qualità di giocatori, devo dire, interessante e quindi perché no? Io sono sempre convinto che un giocatore che appartiene al territorio è più disposto ama la maglia in maniera diversa e noi abbiamo bisogno di questo. Una filosofia sicuramente molto interessante e molto, molto importante. E dunque per averci parlato delle prospettive del rugby, dell'Afert Rugby San Donà, ringraziamo di cuore il presidente Alberto Marusso per essere stato con noi. Grazie a voi, sempre gentili, grazie, grazie, grazie.